bentrovati a questo nuovo appuntamento con Pillole di Sessa, l'appuntamento che ogni martedì e venerdì vi tiene compagnia per parlare di calciomercato riguardante le squadre siciliane, naturalmente Palermo, Messina, Catania e le squadre di Serie D che in questo momento sono impegnate a preparare i loro rispettivi campionati e i loro primi impegni ufficiali che ormai si avvicinano. Naturalmente vi terremo compagnia per la prossima mezz'ora. Io vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, da Instagram a Facebook a Twitter fino a TikTok, e poi naturalmente seguire il nostro canale YouTube, dove potrete trovare tutti i contenuti video della nostra redazione, e come sempre seguire il nostro sito www.sportisili.it per rimanere aggiornati sulle notizie dello sport siciliano a 360 gradi. Piatto ricco naturalmente di notizie per quanto riguarda questa puntata di Pillole di Sessa, soprattutto guardando al mercato in casa Palermo. Questo perché ci sono delle importanti novità per quanto riguarda il calciomercato del Palermo, con la trattativa Prati che si è in questo momento arenata, e con le alternative che il Palermo sta cercando a centrocampo e sulla fascia sinistra. E poi naturalmente una panoramica sul Catania, che ha chiuso per Marsura e che sta cercando un centravanti, e poi infine il Messina per quanto riguarda le squadre di Serie C, con il Messina appunto che sta preparando gli ultimi giorni di ritiro in Calabria prima di tornare in Sicilia dopo il Ferragosto. E anche in questo caso si cercano le ultime pedine per rinforzare il gruppo di Giacomo Modica. Infine, come consuetudine, una panoramica sulle notizie di Serie D, con un Ragusa naturalmente molto attivo in questa fase, con alcune ufficialità che sono arrivate proprio negli ultimi giorni. Partiamo come dal nostro sommario proprio dal Palermo che si appresta ormai a scendere in campo per il primo appuntamento ufficiale della sua stagione in Coppa Italia contro il Cagliari. Naturalmente la giornata di sabato ci sarà questa sfida alle ore 21:15. Il Palermo sarà quasi al completo, tranne per alcune defezioni come quella di Giuseppe Aurelio, che è una delle principali per quanto riguarda il calciomercato rosanero. Infatti da tempo ormai si segnala l'assenza di un'alternativa sulla sinistra al giocatore che è arrivato nella scorsa sessione di gennaio dal Pontedera, e il Palermo sta concentrando in questo momento i suoi sforzi per trovare una pedina su questo fronte. I nomi di Corrado e di Chiara, che sono ormai riecheggiano ormai nelle puntate di Pillole di Sessa e di fatto in tutto il calciomercato rosanero da ormai diverse settimane, sono ancora quelli più caldi, a cui si aggiunge il nome di Gianluca Frabotta, giocatore della Juventus l'anno scorso a Frosinone. Sono questi in questo momento i profili caldi per il Palermo, ma non è da escludere, così come hanno sottolineato alcuni organi di stampa quest'oggi, anche una possibilità di trovare una soluzione alla mancanza di un terzino sinistro, proprio guardando nell'universo, possiamo dire così, del Citigroup, in cui si possono trovare varie soluzioni, tutto intorno al grande ordine dei scout e giocatori che sono facenti parte appunto del gruppo CFG. In questo senso, per la difesa ci sono ancora delle uscite da fare, sicuramente i vari esuberi, Marong, Doda. Ci potrebbero essere delle riflessioni su Simon Graves per farlo andare in prestito e fare accumulare a lui dell'esperienza, magari proprio in Italia. E nelle ultime ore le notizie di un sondaggio del Pescara su Ivan Marconi, che però in questo momento è ritenuto fortemente centrale nello scacchiere tattico di Eugenio Corini. Naturalmente queste situazioni sono in evoluzione, come avete visto in queste ore il mercato offre sempre delle sorprese
delle volte positive, delle volte meno. Ci riferiamo, in quanto stiamo parlando appunto del mercato del Palermo, evidentemente al caso Matteo Prati. Nelle ultime settimane il nome di Prati era stato accostato al Palermo come rinforzo di centrocampo under per il rosanero. Si era detto nelle scorse settimane che c'era da convincere più la SPAL che il calciatore. Evidentemente le cose nelle ultime ore si sono un po' invertite. Il Palermo ha fatto un'offerta di 5 milioni più bonus per i ferraresi, un contratto di 5 anni per Prati, con la prospettiva di una annata di lottare per i vertici della Serie B e puntare alla Serie A. In questo momento invece sembra essere in vantaggio il Cagliari. Questo perché può garantire già da adesso la Serie A al calciatore, ed evidentemente ci sono tutta una serie di fattori che non erano emersi nelle scorse giornate e che in questo momento sembrano pesare sulla scelta del ragazzo, che sembra in questo momento indirizzato verso la Sardegna. In questo momento sempre non sono, diciamo, facili individuare, diciamo, cambi di prospettiva su questa trattativa che sembra indirizzata con la chiusura di Prati verso il Cagliari, ma mai dire mai, ci potrebbero essere delle evoluzioni dell'ultimo minuto. Il Palermo comunque si è cautelato nel caso in cui Prati non dovesse vestire rosanero. La prima alternativa sarebbe Simone Santoro, in questo momento ancora calciatore di proprietà del Perugia, che è retrocesso in Serie C. Santoro è un prodotto delle giovanili del Palermo, ha disputato diversi campionati primavera con la maglia rosanero, ha fatto delle esperienze in Serie C, in Serie B, e Santoro potrebbe essere un calciatore bandiera per il rosanero, perché ha disputato più di 4 campionati consecutivi con la maglia del Palermo. Questo significa che non entrerebbe nella lista A, quella degli over 23, e quindi sarebbe compatibile con la situazione attuale del mercato rosanero che comunque è molto attivo in uscita, come si è potuto vedere nelle ultime ore. Infatti proprio a centrocampo è ufficiale la notizia del passaggio in prestito al Sud Tirol di Jeremy Bro. Bro andrà di nuovo in Trentino dopo aver fatto il ritiro col Palermo, ma soprattutto tornando a Bolzano, che è stata una delle tappe migliori, probabilmente, dove ha fatto vedere le sue migliori cose proprio con la maglia sul Tirol in Serie C. Adesso l'esperienza in Serie B con i bolzanini. Per quanto riguarda le altre trattative in uscita, rimane in stand-by la questione Saric Bari, anche perché Corini ha molta fiducia nel ragazzo, nel calciatore. E per quanto riguarda invece la posizione di Damiani, la Triestina, una volta perso in qualche maniera Jeremy Bro, potrebbe concentrare tutte le sue attenzioni proprio sul calciatore ex Empoli. Panoramica invece sull'attacco del Palermo: l'uscita di Bro potrebbe favorire l'ingresso di un colpo proprio in questo settore di campo. Sapete benissimo che il nome caldo è quello di Olimpiu Moruzan, giocatore del Galatasaray. Piccolo indizio di mercato, se così può essere interpretato: nell'ultima partita di preliminare di Champions Moruzan non è stato convocato dal Galatasaray, a differenza del turno precedente, e potrebbero esserci degli sviluppi proprio perché il Palermo sembra essere in vantaggio sulle altre pretendenti del rumeno, e portarlo di nuovo in Serie B, dove l'anno scorso ha giocato con il Pisa. In stand-by la trattativa per Rivas. Invece ci sono delle uscite in questo settore. Come abbiamo visto nelle ultime ore, è andato in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto Giacomo Corona all'Empoli. Probabilmente farà un'esperienza a cavallo tra la primavera e la prima squadra, anche perché l'Empoli è un bacino di grandi giovani, di grandi prospettiva. E invece quasi un'ultima ora Siripo è andato al Monterosi a titolo definitivo, quindi lascia la maglia rosanero dopo una promozione dalla DLC, 65 presenze, 5 gol e 5 assist in maglia rosanero. Questo per quanto riguarda il Palermo, che come sappiamo ha anche prolungato definitivamente il contratto di Edoardo Soleri, questa in prospettiva di una permanenza del calciatore. Passiamo invece alla finestra su Catania che
registra nelle ultime ore l'apertura di un nuovo bando di assegnazione per lo stadio Angelo Massimino. Ricorderete la questione legata al vecchio bando che era stato comunicato dalle autorità etnee. Naturalmente il bando è stato riscritto a causa della mancata partecipazione di interessati al primo bando appunto di assegnazione. In quel caso era un'assegnazione di 10 anni rinnovabili per altri 10. Nel nuovo bando invece si è passati un'opzione di 3 più 3, quindi 3 anni più un possibile rinnovo di altri 3 anni, e in questo senso potrebbe essere di interesse proprio per il Catania. Ma tornando alle questioni di mercato, per quanto riguarda la difesa etnea, che era uno dei reparti che necessitavano di ingressi in un luogo, in un settore dove Tabiani sta lavorando in maniera attenta proprio per il suo 4-3, la sua costruzione dal basso, che è il motivo per cui il Catania lo ha scelto, ha registrato l'ingresso di Marcos Curado, difensore di piede destro, proveniente dal Perugia, classe 1995, un calciatore che ha già esperienza in Serie B e in Serie C, avendo vestito diverse maglie: Frosinone, Perugia, Crotone e Avellino. E proprio da Avellino, tra l'altro, è dato uno degli obiettivi del Catania, Tiago Cionek, che ha firmato con gli Irpini, mentre a questo punto sembra essere in stand-by la trattativa per portare Marco Perrotta proprio a Catania, mentre si lavora, si tenta di riaprire la trattativa per Alessandro Quaini, che ha già lavorato con Tabiani alla Fiorenzuola. Tralasciando il centrocampo, perché è un settore in questo momento dove il Catania non ha deciso di operare ulteriori acquisti, è l'attacco quello su cui c'è da concentrarsi maggiormente. Sappiamo bene come serva un centravanti ai rossazzurri. Il nome di Samuel Di Carmine è quasi stato presente praticamente in ogni puntata di Pillole di Sessa, continua a essere molto vicino al Catania, ma non è l'unico profilo che si sta valutando. Samuel Di Carmine è certamente una punta di grande esperienza, che ha un curriculum in Serie B di tutto il rispetto, è uno dei migliori bomber degli ultimi anni proprio in termini numerici, proprio della Serie B, ma potrebbe essere anche un altro il profilo che il Catania ha sondato per questa annata 2023-2024. Si è parlato nelle ultime ore di un sondaggio per Alberto Paloschi, che nell'ultimo anno ha vestito la maglia del Siena, e che a causa delle problematiche riguardanti l'iscrizione dei bianconeri rimarrà svincolato nei prossimi giorni, ma in questo momento si parla di un semplice sondaggio dei rossazzurri. Mentre per quanto riguarda l'altro nome d'esperienza è quello di Andrei Galabinov, grande esperienza anche per lui nel Novara, nel Livorno, ha una conoscenza anche della Serie C. In questo senso sono tre nomi che conoscono la categoria e potrebbero far fare il salto di qualità al reparto offensivo del Catania. Per quanto riguarda invece l'esterno, è stato confermato l'arrivo di Davide Marsura, ex Ascoli, che è arrivato da svincolato. Tabiani ne ha parlato molto molto bene in una conferenza stampa di qualche giorno fa. Dice che il 99% degli allenatori di Serie C vorrebbe allenare Marsura, che è esattamente il tipo di giocatore che cercava, un esterno che possa rientrare sul piede forte e servire assist o segnare per creare pericoli alle porte avversarie. Questa è un po' la panoramica sul mercato etneo. Come detto, il Catania si appresta ormai a iniziare la propria stagione ufficiale, ma si registra qualche altra amichevole per poter testare il lavoro sul campo. Ci sarà un allenamento congiunto nei prossimi giorni con un'altra compagine
siciliana che è il Ragusa, e in questo senso ci saranno anche altre possibilità per scoprire il tipo di gioco che vorrà portare avanti Luca Tabbiani. Passiamo invece al Messina che tornerà, come abbiamo detto, al lavoro in Sicilia giorno 16 agosto. Il Messina si andrà a allenare all'Ambiente Stadium, che è l'impianto gestito dal Camaro, che adesso è entrato in gestione appunto dell'ACR Messina, in un contratto di collaborazione proprio con il settore giovanile del Camaro. E la notizia delle ultime ore è che la prima partita in casa, che tanto aveva fatto penare i tifosi e soprattutto Giacomo Modica, che ha usato parole molto forti per indicare la problematica relativa al manto erboso dello stadio San Filippo Francoscoglio. Ebbene, la notizia è che la prima partita in casa del Messina, quella con la Casertana, si disputerà proprio nell'impianto cittadino. Si è di fatto rinunciato a quelli che sono gli interventi straordinari di drenaggio che erano stati inizialmente preposti. Si opererà su una rilavorazione del manto erboso e in questo senso si dovrà diciamo risolvere la questione in tempi più rapidi di quelli auspicati. In un primo momento addirittura si aveva parlato di un paio di mesi dall'inizio del campionato prima che finissero i lavori. Ma questa squadra che dovrà giocare sul manto erboso dello stadio Francoscoglio è ancora in fase di costruzione. Sappiamo come il Messina stia valutando ancora 4 pedine chiave. Le prime 2 sono sugli esterni, sui terzini, sia a sinistra che a destra, anche perché si è chiusa definitivamente la finestra per acquisire Giorgio Brogni dall'Atalanta. Il calciatore ha rifiutato il Messina. Si dovrebbe operare soprattutto nell'ambito degli under per diciamo completare il quadro dei giocatori che completeranno appunto, scusate, la ripetizione, il reparto difensivo del Messina. Tra questi nomi c'è sicuramente quello di Alessio Pedicone, che è stato in ritiro in prova per tutta la durata degli allenamenti in Calabria agli ordini di Giacomo Modica. È ancora in prova, bisognerà capire se il Messina crede nel ragazzo e vorrà tesserarlo oppure puntare su altri profili. In questo senso il nome che ritornerebbe in auge è quello di Antonio David, ex primavera del Cesena, che ha esordito anche in prima squadra nell'ultima stagione. Sempre per quanto riguarda il reparto difensivo, ma concentrandoci sul portiere, per un Daga che dovrebbe andare via da Messina potrebbe arrivare un nuovo secondo portiere. Si tratterebbe dell'ex Picerno Matteo Rossi, questo nell'ottica anche di riequilibrare le forze, anche per assicurare al fianco di Ermanno Fumagalli un altro portiere di grande qualità. Ma da questo punto di vista c'è grande attesa anche per un ulteriore colpo under, in questo caso non per la porta ma per la difesa, dopo che è stato ufficializzato Federico Pacciardi come quarto centrale, un difensore di Pietremancino, ex recanatese. Invece potrebbe arrivare un quinto under che magari possa essere più duttile, possa anche adattarsi sulla fascia, ma questo potrebbe arrivare anche più in là, diciamo in prossimità della chiusura del calciomercato. Per quanto riguarda il centrocampo e l'attacco, torniamo su fatti noti. Il centrocampo del Messina si è allargato e si è composto con diversi giocatori svincolati. L'ultimo arrivato in questo senso è Marco Firenze, calciatore scuola Parma con un passato in Serie B e in Serie C. Crotone, Catanzaro, Robur Siena, Pro Vercelli, insomma sono tutte squadre che hanno giocato in cadetteria.
Firenze arriva appunto a titolo definitivo dopo le ultime esperienze in Serie C, ma non sarà l'ultimo colpo sulla linea mediana, anche perché deve essere ancora trovato il sostituto di Oliver Kragel, con Mungo che è sempre diciamo in pole position in questo senso, e poi ci sarebbero anche i nomi di Alessandro Provenzano, Nana Welbeck e Domenico Franco, per trovare un regista classico che possa andarsi a inserire nel contesto del centrocampo di Giacomo Modica. Stesso discorso per quanto riguarda l'attacco, Plescia è sempre al centro dei pensieri del DS Domenico Roma. Non ci sono in questo momento ulteriori evoluzioni sul profilo dell'attaccante che il Messina vuole diciamo andare a pescare sul mercato. Ci sarebbero stati dei sondaggi per altri calciatori, ma al momento non si registra una vera e propria accelerazione per una di queste trattative. Naturalmente noi seguiremo come sempre sia tutte le squadre siciliane, il Palermo, il Catania, il Messina, ma anche le squadre di Serie D. Noi vi invitiamo comunque a rimanere aggiornati sui nostri canali, perché potrete trovare anche delle notizie riguardanti queste squadre, non solo per quanto riguarda il calciomercato, ma tutto, come dicevamo prima, tutto lo sport siciliano a 360 gradi. Focalizziamoci adesso sulle ultime notizie di mercato, quelle riguardanti la Serie D. Si sta per chiudere quello che è il mercato di Serie D, con diverse squadre siciliane che hanno ormai trovato il bandolo della matassa e ormai stanno trovando le ultime pedine per chiudere le proprie rose, i propri gruppi squadra. Una di queste è la San Cataldese, che è stata veramente molto attiva nel mercato dei dilettanti. Chiude, o verosimilmente porta a casa un grandissimo colpo per la categoria, ovvero l'acquisto di Alessandro Carnicelli, giocatore classe 1999, cresciuto tra Genoa, Ternana e Cesena, e diciamo è reduce da diverse esperienze in Serie D, Sestri Levante, Mantova, Nola, Giuliano, Termoli e in ultimo il Savoia, da cui appunto è stato prelevato dalla San Cataldese. Quindi si arricchisce il reparto offensivo della squadra Granata Verde. Per quanto riguarda invece il Ragusa, gli azzurri, anche loro sono stati protagonisti di un calciomercato davvero molto molto importante. Chiudo ufficialmente per due nomi che avevamo fatto anche nelle scorse puntate, sono arrivate adesso le ufficialità, sono due centrocampisti, uno è Schembri, l'altro è invece Alessio Cardinale, classe 2003, proveniente dal Canicattì, anch'essa squadra di Serie D nella stagione 2022-2023, è figlio d'arte, possiamo dirlo, perché è figlio dell'ex centrocampista Tonino Cardinale, che ha giocato con le maglie di Palermo, Salernitana e ancora altre formazioni. Canicattì, che invece si è assicurato le prestazioni di Thomas Boniglia, argentino cresciuto nell'Atletico Rafaela, e che lo scorso anno ha vestito la maglia del Nardò, sempre in Serie D, contribuendo alla vittoria dei pugliesi dei playoff di categoria. A questo punto non ci resta che salutarci. Io vi ricordo tutti gli appuntamenti che abbiamo in queste settimane. Naturalmente inizierà il Palermo prima di tutte la stagione, poi sarà il tempo di Catania e Messina. Sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti riguardanti le statistiche, le classifiche, le parole dei vari protagonisti delle squadre siciliane, per tenervi sempre aggiornati. www.sportisili.it, per rimanere sempre aggiornati anche su tutto lo sport siciliano a 360 gradi.
Potrete trovare gli aggiornamenti sul basket, potrete trovare aggiornamenti anche sulla Formula 3. Vi ricordo che c'è anche un articolo molto interessante su quello che sarà il calendario 2024, in cui disputerà in una categoria in cui disputerà ancora verosimilmente un altro campionato il marinese Gabriele Mini. Io vi ricordo di seguire quelle che sono tutti i nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, e di seguire anche il nostro canale YouTube, dove potrete trovare anche quelli che sono diciamo, i contenuti multimediali realizzati dalla redazione di Sportissimi. Non mi resta che salutarvi, vi ricordo ancora gli appuntamenti per martedì e venerdì della prossima settimana, quindi ci vediamo a un prossimo appuntamento di Pillole di Sessa. Alla prossima!